Intervenuto nel punto stampa quotidiano del presidente Zaia, il professor Palù ha annunciato che è stata approvata la ricerca sull'uso degli anticorpi monoclonali. Essendo antivirali, vanno somministrati entro le prime ore dall'esordio dei sintomi, altrimenti non sono efficaci. Potrebbero essere una risorsa importantissima per curare i pazienti a casa. Quando si parla di standard di cura non abbiamo nessun farmaco ancora che sia uno standard di cura, ecco, quindi, però lo può diventare perché, capite, stiamo pretendendo tutto e subito. Per dire che sia uno standard di cura ci vuole una serie di studi clinici che confermano l'efficacia magari in un trial clinico randomizzato verso il controllo, quindi dobbiamo ancora attendere, ma ci sono buone premesse soprattutto degli anticorpi monoclonali. In attesa si è fatto il punto sui vaccini chiarendone le differenze sostanziali, in particolare di AstraZeneca che a suo avviso sarà approvata dall'EMA nella valutazione di fine gennaio e che se anche in percentuale risulta meno efficace degli altri due ha la capacità di venire incontro alle esigenze della sanità pubblica e gli inglesi lo stanno già testando. Ha dei vantaggi per quella che in inglese si chiama effectiveness, che è la disponibilità, quindi è un vaccino che dal punto di vista della distribuzione e anche della somministrazione è più maneggevole, si conserva a 4 gradi, non a meno 70 e a meno 20. Averlo a 4 gradi significa che non c'è il problema di scongelarlo, di ricostituirlo, eccetera. Quindi è un vaccino che può permettere di accelerare anche i tempi della vaccinazione. Il professor Palù si è poi espresso in merito a quella che potrebbe essere la durata del virus, che però deve tener conto di vari fattori rispetto a epidemie del passato. Io non ho conoscenza di nessuna pandemia nella storia dell'umanità che sia durata più di 2 anni. Questo vale per le pestilenze, per il vaiolo, per molte altre malattie contagiose che sono state delle vere piaghe per l'umanità nei secoli scorsi, ma purtroppo la situazione è cambiata, non siamo più 1 miliardo, 2 miliardi, siamo 7 miliardi e mezzo nel pianeta, con una globalizzazione intensissima, quindi quello che avviene in Cina o in Sudafrica tocca anche noi, quindi è difficile fare delle previsioni. Comunque per un virus come questo, che ha sicuramente la sua stagionalità, dovremo attendere che ci sia una mitigazione, se c'è auspicabilmente, a livello di primavera-estate, e allora vedere anche l'effetto di quelle che saranno state le vaccinazioni e anche i miglioramenti terapeutici.